È bellissimo, ah, è bellissimo, una fiaba, è una fiaba. Feeling free, free to live my life, free to roll the dice, free to go left or right. Ciao a tutti, oggi siamo a Camporosso e abbiamo parcheggiato la macchina nel parcheggio dove c'è il bar da Lori ed è un parcheggio gratuito, quindi se c'è posto approfittatene. E il sentiero che faremo sarà il 506, il Giro delle Malghe, sono più o meno 12 km e mezzo e calcolato con le ciaspole 5 ore più o meno di cammino. E la giornata è bellissima, fa un freddo becco, sono -7, però c'è il sole e inizia il percorso. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we will both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine, the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll try. Allora, siamo in rientro dal 506, in verità abbiamo camminato un 3 orette e mezza ad andare e adesso sarà qualcosa di meno al ritorno. La neve è bellissima, io non vado a raccontare la tecnicità di questo percorso, ma quanto sia stato meraviglioso fare una passeggiata in mezzo a una favola. Il sentiero è facile, nel senso non è facile, c'è un dislivello di 600 metri e chi è abituato ad andare in montagna sa che 600 metri non è un percorsone difficile, però insomma da sgambettare ce n'è. Con la neve la cosa si complica ulteriormente, però è ben segnato anche con la neve sugli alberi, ci sono i segnavia CAI e quindi non c'è rischio di perdersi. E arrivati al pianoro, per chi per esempio non vuole fare tutto il giro, perché in verità poi il 506 fa un giro circolare, ma chi non ha voglia di fare tutto il giro, e direi che è abbastanza impegnativo, pensateci prima di farlo, e può calcolare come meta questo pianoro. Il posto è meraviglioso, lo consigliamo assolutamente, è veramente bello e se avete l'occasione veniteci. Percorribile esclusivamente con le ciaspole, perché comunque all'inizio c'è abbastanza neve dura, però poi tutto si va a complicare e senza ciaspole non vi muovete.